anche nella giornata di domani, determinando tempo assolato e stabile, con clima ancora una volta estivo. Con questo è tutto, ma per dettagli in tempo reale sulla vostra località, vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. Economia, società e finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassini. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori. Docente universitario ed esperto di economia. A proposito di università, di economia, di istruzione. Una vita in vacanza, una vecchia che balla. Devo trovare un buon nascondiglio, professore, perché ora che si ritorna dalle vacanze arriva la carta di credito di agosto che è incredibile. Antieconomica? Assolutamente. Ma perché lei adesso ha imparato a far di conto alla perfezione, attentissimo. Sì. Io rimando di un mese tutte le sentenze. Tra poco comincia la scuola, professore. Quindi. Sì, qui in Liguria, se non erro, è lunedì 16 sì. che parte per tutti quanti, mentre in Lombardia è già cominciata anche in maniera differenziata. L'avevamo accennato la scorsa settimana, comincia la scuola, sono finite le vacanze, o sono finite le vacanze, comincia la scuola. Ecco, okay. Avevamo lanciato una ciambella di salvataggio sull'idea delle vacanze che si possono fare nel mese di settembre. Sì. Quindi pensavo la ciambella di salvataggio a chi aveva speso tutto ad agosto. Un'altra niente, cosa, ormai quella. lei si è proprio sì. focalizzata su questo tema. Sono spaventato. Ma è una cosa importante, perché Certo. vuol dire che uno tiene d'occhio le proprie finanze. L'importante è non fare debiti, Sì. perché se lei potesse fare come l'Italia, non so se chiederebbe maggiore elasticità alla sua banca. Fare le vacanze in deficit. Certo, ma c'è qualcuno che ogni tanto chiede la liquidazione per andare a fare le vacanze? Ah, sì? Io sarò fatto male, mi sembra una cosa pessima. Sono cresciuto con l'idea che la liquidazione serve si prende per altre cose. alla fine del periodo lavorativo e serve per integrare la pensione, che oramai per noi giovani circa è quanto mai aleatoria e perdente. Ecco. Beh, insomma. E poi? No, la scuola, allora, iniziamo con questa cosa qui che sta facendo tremare un po' forse i polsi ai ragazzi o alle famiglie, perché oramai secondo me i ragazzi vanno per una strada, le famiglie sono sempre più ansiose, hanno sempre l'idea di proteggere questi figli che crescono mammoni, incapaci di affrontare il futuro, non c'è neanche più il militare ormai, Sì, quindi è vero. insomma Un po' sì. credo dovrebbero rafforzarsi un po' di più. Partiamo da un ragionamento che aveva espresso qualche mese fa quello che era il ministro Di Maio, sempre ministro oggi, Di un'altra cosa. in una casacca differente, ma parlando di posti di lavoro, perché la scuola in fondo poi ti deve portare a una realizzazione nella vita da tanti punti di vista, il lavoro in primis. Oggi buone notizie sul versante dell'occupazione. L'occupazione non è mai stata così alta dal 1977, cioè dall'anno in cui si fanno le statistiche in Italia sui posti di lavoro che aumentano. E devo dire che il dato è incoraggiante, perché abbiamo più 15.000 posti di lavoro tra le donne e la disoccupazione giovanile è scesa al 28%, non succedeva dal 2011, quindi più giovani che trovano lavoro. Ma su questo bisogna fare ancora tanto, io non mi accontento e so che dobbiamo portare avanti tante altre riforme, ma devo dire anche che il decreto dignità e tutti gli interventi che abbiamo fatto in materia di lavoro stanno portando i frutti. Le riforme del Movimento 5 Stelle stanno portando frutti per gli italiani che trovano lavoro. Certo, sulla crescita dobbiamo fare molto di più. E cosa bisogna fare sulla crescita? Sulla crescita credo che a breve partirà un confronto serrato e acceso, nel senso, il primo punto da vedere sarà poi la manovra, perché c'è da disinnescare il discorso delle clausole IVA e via dicendo. La crescita è l'altra faccia, cioè da dove arrivano i soldi con cui facciamo queste operazioni. Se pensiamo comunque alla crescita, il lato formativo è certamente un lato, una dinamica importante. Certo. Stiamo anche investendo sempre tanto nella scuola, ai vari gradi fino al discorso universitario, e perdiamo tante risorse, dei talenti che vanno all'estero sia per il lavoro che per l'insegnamento, anche per la ricerca. Cioè tutti quelli che sono andati via hanno trovato veramente l'Eldorado, un qualche cosa che gli risolveva dei problemi della possibilità infinita di lavorare bene e con mezzi. Certo. Che quindi non è l'idea avere dei soldi da spendere così, ma avere la capacità di investire, dei riconoscimenti, la possibilità di
far sì che il proprio sapere sia applicato anche proprio nel senso migliore del termine. Se pensiamo alla scuola in Italia, uno dei problemi maggiori, e lo si sta vedendo adesso che comincia, è il fatto di avere anche degli insegnanti, perché qui partiamo già senza gli insegnanti, con un sacco di supplenti, ma supplenti che la scuola come istituzione e i presidi non sanno neanche dove trovare. C'è un tema delle graduatorie ad esaurimento, supplenti che vengono cercati anche tra gli studenti, tra i laureandi. Veramente non è il modo migliore, da un lato per gli studenti, ma anche per chi deve lavorare, quindi gli investimenti dovrebbero tenere in considerazione queste cose. Tra l'altro, come sempre in Italia, i presidi non hanno l'autonomia adeguata per selezionare questi tipi di risorse, ma anche chi viene preso come supplenza poi ha la possibilità, se trova un qualche cosa di più conveniente, di cambiare, di spostarsi, non è corretto neanche questo per gli studenti poi, sì, esatto. Quindi, e poi c'è un altro grosso tema a livello di investimenti, che sono le scuole. Sono lo scrigno, ma anche la cassaforte del futuro del nostro paese. Sono i luoghi a cui noi affidiamo la crescita dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, affidiamo il nostro futuro. Quindi sono un luogo, un punto di riferimento sul piano formativo, direi, mi permetto di dire anche morale, ma sono anche quei luoghi materiali dove i nostri bambini, i nostri ragazzi devono poter apprendere in modo sereno, devono trovare un senso di sicurezza, di protezione, devono essere dei posti sicuri. Quindi la sicurezza è un elemento che noi dobbiamo garantire. Fondamentale la sicurezza, che poi diventa economia quando si fanno investimenti Certo, perché bisogna strutturali. fare investimenti in infrastrutture. Le scuole sono molto vecchie, in alcuni casi c'è il pericolo di crolli di soffitti, magari non ci sono laboratori adeguati, insomma, investimenti vanno fatti. Ovviamente secondo me non è tanto l'investimento una tantum, ci vorrebbe anche qui un progetto organico. È ovvio che se i governi cambiano ogni 6 mesi, 12 mesi o quello che è, la cosa è difficile. Ci sono poi tutta una serie di valenze che formano le personalità dei ragazzi. C'è aperto il tema sull'educazione civica, questo lo accantoniamo perché non so se è la scuola che è sufficiente, servirebbe un qualche cosa di infrastrutturalmente più allargato. Però ci sono una serie di valori, per esempio il tema della lettura è una cosa che in Italia è molto trascurato, perché gli italiani leggono poco rispetto ad altri paesi prioritari dove dall'85 al 90% dei cittadini leggono. L'Italia è messa un po' male, e questa è un po' la base. Però passa il messaggio da una straordinaria giornata come questa che il sapere devono tornare a essere al centro dell'agenda politica nazionale. L'Italia cresce se riuscirà a riportare la conoscenza, il sapere, l'amore per la lettura al centro della propria vita. Non c'è futuro se non diventiamo più consapevoli, se non diventiamo più sapienti. Non si può essere ignoranti a lungo. Per cui davvero il libro è al centro della vita, dai bambini sino agli adulti. Mi piace molto questo, non si può essere ignoranti a lungo. Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana degli Editori. Ecco, una cosa importante, la cultura viene prima a prescindere dai titoli di studio eccetera. Uno può avere anche una quinta elementare, una terza media, ma avere cultura, e questo ci permette di decidere con consapevolezza. Lo sport è un'altra di quelle variabili decisamente importanti. Caro Presidente, saluto lei con affetto e tutti i presenti, e in modo particolare i miei compagni di squadra, con i quali ho vissuto un'altra edizione entusiasmante dei campionati del mondo in Corea. Sono felice nel dirle che quest'anno ho avvertito in noi atleti una piacevole responsabilità, perché il nuoto, e con il nuoto ovviamente intendo tutte le discipline acquatiche, sta diventando sempre più popolare, ed è quasi un dovere far capire alle nuove generazioni che fare sport ti insegna a rispettare tutti i valori fondamentali anche nella vita. Non sono per niente frasi fatte. È importante far comprendere la differenza tra impegnarsi con serietà oppure credere che l'impegno sia un pensiero e un'attitudine superflui. Perché gli sportivi, come dire, hanno anche una loro formazione, e fare sport aiuta. Beh, decisamente sì, perlomeno ti dà un senso di disciplina, di impegno, di fatica per ottenere dei risultati, e i risultati con l'umiltà. Cioè l'importante non è vincere in quanto tale, ma vincere perché hai un valore, perché ti impegni, perché hai delle competizioni. Si vede per esempio in America nei lavori poi cosa arrivano molto gli sportivi e chi ha fatto la parte militare. La disciplina è foriera di carriere nel business.
Economia, finanza e società su Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria? Torniamo tra poco. All'Ipercoop è arrivato il sottocosto riservato ai soci Coop. Un esempio: caffè crema e gusto Lavazza a 4 per 250 grammi con lo sconto del 50% a €4,99. E se ancora non sei socio, è il momento giusto per diventarlo. Subito per te 5 buoni spesa da €5. Promozione valida fino al 18 settembre in tutti gli ipermercati di Coop Liguria. Oggi inizia una nuova era. Ecco a voi il nostro ultimo modello. Si apre con un tocco, ergonomico, pronto per portarvi nel futuro. Ma vediamolo in funzione. Scopri la tecnologia di nuova Renault Clio. Tua da €199 al mese, anticipo zero, con nuovo motore TCE 100, in caso di permuta rottamazione e con finanziamento, TAN 549, TAG 735. Scopri anche le versioni con Smart Cockpit e sistema Google Search, anche domenica. Sabato 14 settembre, presentazione in anteprima a Genova da DF Genova, in via Adamoli e in via Renata Bianchi, e a Savona da DF Savona. Il 14 settembre festeggiamo i 10 anni del mercato ortofrutticolo di Genova. Apriamo il mercato alla città con giochi, laboratori, prodotti tipici, gastronomia e dalle 20 DJ set con i Friends. 14 settembre al mercato ortofrutticolo a 100 metri dal casello di Bolzaneto. Ingresso e parcheggio gratuiti. Corri in piscina! C'è un posto unico a Genova che unisce nuoto, sport, salute e divertimento. Piscine Sciorba. Sono aperte le iscrizioni per nuoto libero, scuola nuoto per tutti, corsi fitness in acqua e palestra, avviamento all'agonismo. Piscinesciorba.com, il tuo family club. Ciao, sono Sara Pichelli e ho frequentato la Scuola Internazionale di Comics e ora lavoro sulla testata dell'Uomo Ragno per la Marvel. La Scuola Internazionale di Comics ti aspetta a Genova sabato 21 settembre in via 20 settembre 42 per l'Open Day. Per info scuolacomics.com. Babbo Leo News, cosa succede in Liguria? Dopo la Gronda sparisce anche il taglio dei parlamentari, doveva essere votato nei prossimi giorni ma è sparito dal calendario. Così il presidente della regione Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti, il governatore attraverso i suoi canali social ha denunciato una sorta di scambio tra Movimento 5 Stelle e PD. Il governo non è ancora partito ed è già tutta una ripicca ed uno scambio. Se tu non dai la Gronda a me, io non taglio i parlamentari a te, ha dichiarato Toti. Sosteneva sui social la non veridicità del crollo di Ponte Morandi. Rosario Marcianò, blogger napoletano residente a Sanremo, è stato indagato dalla Procura di Torino per diffamazione nei confronti dei magistrati di Genova. Marcianò, in un video postato a luglio, aveva sostenuto che i video del crollo del ponte diffusi dalla Procura di Genova fossero stati falsificati. Tutto quello che vedete in queste riprese non è mai accaduto, aveva scritto il blogger. Caso del presunto inchino durante la processione della Madonna di Polsi a Ventimiglia. Il sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, passa all'attacco. Spero che il parroco comprenda e valuti per il futuro di non autorizzare più questa celebrazione, ha dichiarato Scullino, facendo riferimento al presunto inchino al fratello del boss dell''ndrangheta, Carmelo Palamara. A tutela dell'immagine di Ventimiglia, se venisse confermato l'inchino, chiederemo un risarcimento per la città a chi ha organizzato la celebrazione. Se invece l'inchino si dimostrerà un'invenzione, chiederemo il risarcimento a chi ha fatto circolare il video. Economia, società e finanza su Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis. Abbiamo parlato di scuola, di istruzione, della cultura, di come poi questo si riverberi positivamente o meno sull'impresa e dia un'ossatura anche alla nazione. Professore, da qui un dove case andiamo? history, sì, su case history di successo. Avevamo accennato la scorsa settimana a un tema che era gli ascolti o gli interessi degli italiani nel periodo estivo. Calciomercato certamente, l'altro è stata la politica. La crisi di governo ha fornito tanto combustibile. Ha assomigliato molto al calciomercato, tra l'altro, quest'anno. Ma sì, direi che il mercato abbiamo avuto tempi in cui il calcio politico
mercato come mercato è stato molto più lucroso, con passaggi a pagamento eccetera. Però vediamo il riverberarsi di questi temi anche su un caso aziendale, come ha detto, nel senso che la 7 è stata comprata poi anni fa da Urbano Cairo, praticamente con una media del 5,35 nel prime time e del 4,05 nel totale della giornata, sale mediamente come stazione televisiva di un 25-30% circa negli ascolti. Bellissimo risultato. Direi un ottimo risultato per Cairo, per la sua concessionaria. Questo cosa vuol dire? Che probabilmente gli italiani hanno trovato in questa rete televisiva qualche cosa che li ha interessati più che in altre situazioni. Qui loro hanno lavorato molto sul tema dei contenuti, spingendo molto sul tema politico-economico, cioè il nostro pane. È vero. La metto in questo pacchetto, ormai lei troppo buono. Dalle sue carte di credito in avanti. Sì, esatto. Quindi gli italiani vuol dire che sono interessati all'argomento. Dare dei contenuti ha pagato e tra l'altro nella fascia quindi del serale, che è quella che è salita non poco, con programmi come la maratona mentana, che è diventato un hashtag fondamentale sui social. Infatti anche questo è correttissimo, poi ci arriviamo. Quindi maratona mentana piuttosto che il TG delle 20 o in onda con Parenzo Telese, veramente ascolti al top, superiori alla media di questa emittente. Vuol dire che gli italiani sono molto interessati al tema della politica e dell'economia, e che lavorando bene i risultati si portano a casa. Se posso dirlo, la tendenza delle altre televisioni, quelle più grandi, in estate e in agosto è quella di tirar giù un po' la saracinesca, e quindi approfittarne, repliche anche e quant'altro. Approfittarne e dare contenuti premia sicuramente anche poi sull'anno. L'altra cosa che vorrei dire è che il risultato per Urbano Cairo sarà anche ridurre i costi, perché poi conoscendolo li ha ridotti molto genovese, pur non essendo genovese, ad honorem, quindi li ha ridotti decisamente. Ha premiato chi si dà da fare certamente, ma è tutto un altro livello di costi rispetto a quello che era una volta la televisione. Ci abbiamo messo un pezzo da 90, per quello che dico che molti paesi ci hanno messo persone di peso. Questo dovrebbe rinforzare il ruolo della Commissione. Potrebbe essere un aiuto anche in vista della prossima legge di bilancio, visto che si parla di flessibilità dei conti. Noi non dobbiamo cercare leggi speciali, nemmeno chiedere cambiamenti per noi, ma semplicemente avremo una persona che farà vedere la compatibilità dei nostri comportamenti con le regole dell'Unione Europea. Questo noi abbiamo bisogno, non di avere eccezioni. Romano Prodi, introdotto la Lino alla Gioia, quindi parliamo d'Europa. Sì, Paolo Gentiloni è stato nominato commissario all'economia, uno di quei dicasteri pesanti che avevamo auspicato e che è arrivato quasi inaspettatamente. L'Italia ha preso un ruolo inesperato. Nessun commissario gioca per il proprio paese contro gli altri. Il commissario gioca per l'Europa, no? Giura fedeltà all'Europa, però evidentemente è chiaro che un commissario italiano in un ruolo così importante è prestigioso, è un commissario che è stato Presidente del Consiglio, quindi a voce. Nella mia esperienza della Commissione non è solo il ruolo che hai, ma la persona che sei. Adesso abbiamo un ex Presidente del Consiglio autorevole con un commissariato autorevole. Mi tocca essere ottimista. Una posizione importante. Posizione importante, persona molto valida, capace, ben reputata, un politico e non un tecnico, anche se con forti esperienze, quindi a livello di ministero piuttosto che di Presidente del Consiglio. Ha detto una cosa importante l'ex Premier Prodi, ovvero il commissario non gioca per il proprio paese, gioca per la Commissione, per tutti i paesi.
e anzi, semmai è più cauto se parla del proprio paese. Quindi la nostra preoccupazione deve essere di portare avanti l'Europa nel senso più alto del termine. La variante positiva magari è che, venendo da un paese come l'Italia, abbia in mente che esistono anche dei problemi che i paesi affrontano rispetto ai paesi duri e puri del nord Europa. Fondamentale è anche lo spessore. Paolo Gentiloni è un ex primo ministro con un'estesa esperienza, con un'ampia esperienza, e lui sa benissimo quanto siano complesse le questioni che noi dovremo affrontare, che quindi anche lui dovrà affrontare. E oltretutto questo dimostra che noi in primo luogo siamo europei, e per noi anche è stato decisivo un altro aspetto. Volevamo avere una combinazione intelligente con un equilibrio anche di punti di vista diversi. Abbiamo anche il commissario Dombrovskis, e Gentiloni dovrà collaborare anche moltissimo con Dombrovskis. Questa è la traduzione dell'intervento della von der Leyen invece a ha puntualizzato, ha ripetuto, ha chiarificato, ci sarà da lavorare, ma ovviamente l'Europa è tornata al centro dell'agenda, infatti vediamo il discorso del nostro Premier. Ci tenevo come mia prima uscita pubblica a incontrare le istituzioni europee, quindi una giornata dedicata all'Europa. L'Italia vuole contribuire a rendere l'Europa più equa, più solidale, per rendere l'Europa più forte. Non dobbiamo mai dimenticare che poi ci attendono anche sfide globali, quindi più l'Europa è forte, più le affronterà meglio. Grazie. I sovranisti più europeisti che io abbia conosciuto. Sì, devo dire che nel giro di qualche mese veramente tanto è cambiato come mood, mettiamola così, come annusare l'aria. Sentiamo invece un audio che sembra quasi un carpito, che è una cosa interessante. Come sai, siamo all'inizio di una legislatura che speriamo che produca cose nuove. Abituati a un cantiere europeo che si era fermato. Anche la sensazione che l'Europa non fosse utile a nessuno. Una chiacchiera tra amici, diciamo, nel senso che David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e Maurizio Landini a Bruxelles. Ecco, se c'è consapevolezza anche a livello alto, altissimo, è fondamentale, perché c'è da mettere mano al cantiere. Adesso non è che abbiamo fatto la manovra economica, abbiamo chiesto, voglio dire, in concreto, eccetera. L'importante, ecco, quello che ho chiesto è che vorrei con l'Europa stabilire un patto, cioè abbiamo una stagione riformatrice che non si esaurisce in qualche mese, evidentemente. Bisogna lavorarci. Bisogna lavorare, non pensiamo di andare a chiedere soldi a sbaffo, possiamo chiedere un po' di manica larga, ma a fronte di piani e programmi ben chiari e volti a rientrare e a creare sviluppo. Senatori favorevoli 169, senatori contrari 133, senatori astenuti 5. E questo è l'audio, insomma, il fatto che siamo al cospetto di un nuovo governo. Gli applausi, se c'è il passaggio. Adesso stiamo vedendo, a breve ci saranno i sottosegretari, che è l'ultima battaglia interna che devono fare i partiti, chiamiamoli di maggioranza o di governo, ma vediamo qual è l'obiettivo dell'Italia su questi temi. Il nostro obiettivo è la riduzione del debito, io l'ho detto chiaramente, quindi non stiamo dicendo che non vogliamo tenere conti in ordine, non stiamo dicendo che il nostro obiettivo non è la riduzione del debito, ma lo vogliamo fare attraverso la crescita economica, una crescita ragionata, investimenti produttivi. E qual è l'obiettivo invece del mondo del lavoro, diciamo, delle imprese? Lo sentiamo con Boccia. Fatto per la fabbrica insieme a CGIL Cicero Will, e poi con grande convergenza è emerso in occasione delle convocazioni prima dell'estate con tanti di noi, tante categorie e tanti rappresentanti di associazioni di categoria, di imprese e di lavoratori. Cuneo fiscale, inclusione giovani, infrastrutture in chiave italiana ed europea, a nostro avviso dovrebbero essere le grandi priorità del Paese. Un po' di cuneo fiscale, un po' di deficit. Siamo tornati al tema dei giovani, perché fondamentalmente il lavoro, la tassazione riguarda i giovani, ecco, è chiaro. Questa è la fine, quante volte avremmo voluto dirlo, un po' profeti di sventura, un po' senza capirlo. Dalle parole guerriere siamo passati al linguaggio mite. Le parole guerriere erano parole contro l'establishment finanziario, contro il fiscal compact, i grandi accordi internazionali scritti dalle lobby. Erano parole guerriere
contro quel meccanismo europeo di stabilità che adesso, con il linguaggio mite, renderete ancora più una gabbia restrittiva sull'Italia. Non mi dite che cambierete l'Europa, perché l'Europa vi ha già intellettualmente corrotti con i suoi inganni. Il 4 marzo il popolo degli abissi rialzò la testa. Oggi, dopo aver ripescato gli sconfitti, lo ricacciate voi negli abissi, perché il PD è la garanzia italiana del fanatismo europeo, del globalismo e dell'uomo di Davos. Qui ma come siamo? il senatore Paragone ha fatto una sparata che, se uno pensa essere alleati, non è proprio ottimale. Quindi vedremo nelle manovre come si svilupperanno i fattori, però insomma non è stata una gran presentazione questa. Concludendo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è come la casa di Paperon dei Paperoni e era abitato da troppi decenni dalla banda Bassotti. È arrivato un semplice cittadino portavoce, rappresentante della collettività, che ha scardinato, non da solo ovviamente, non si fanno mai sempre il noi, la prima persona plurale che va utilizzata, che ha scardinato completamente il sistema. Concludendo, sempre più in alto. Ma certo, sempre più in alto. L'ex ministro Toninelli ci ha dato questa ultima perla di saggezza, quindi lo ricorderemo così. Sì, vediamo un po' cosa succede, perché il tema infrastrutture e autostrade è un tema delicato e importante nel contempo. Riguarda anche all'Italia, riguarda tanti investimenti, insomma, tema molto delicato. Andrei cauto con certe esternazioni. Economia, società e finanza ogni settimana su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis, al quale do appuntamento settimana prossima. A presto. Oggi cerchiamo ogni cosa su internet. Ristoranti stellati, rotte da seguire, nuovi amici. E se ascoltassimo anche 200.000 persone? 200.000 italiani hanno già scelto Gamma SUV Peugeot. Il futuro non si attende, si guida con il rivoluzionario Peugeot iCockpit e i nuovi motori Ecotassa Free. Gamma SUV Peugeot a settembre con anticipo zero da €229 al mese. TAN 4,75, TAG 6,65, salvo approvazione Banca PSA Italia. Info su Peugeot.it. Peugeot. Ultimissima per la rubrica esoterica. È di Ikea la misteriosa lampada che suona. E il suo segreto è l'altoparlante Sonos. Così Symfonisk illumina la casa con la vostra musica preferita. Venite a scoprirla insieme a tutte le nostre novità in negozi e su Ikea.it. Ho sempre desiderato viaggiare senza meta e andare in vacanza.